Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato arrestato insieme ad altre 3 persone accusate di favoreggiamento Francesco Abruzzese, il latitante ricercato dal luglio 2009 che si nascondeva nell'abitazione di Silvio Riccio, 76enne, pensionato agli arresti domiciliari a causa dell'età. I carabinieri di Castrovillari hanno fermato anche il cugino Cosimo Abruzzese, 19 anni, e Laura Beritov, 20enne bulgara, inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi e secondo per pericolosità ed efferatezza nel commettere omicidi solo a Nicola Acri. I carabinieri di Taurianova hanno eseguito un sequestro di beni a carico di Giuseppe Foriglio, 56 anni, di Cinquefrondi. Le proprietà sequestrate per un valore complessivo di 300.000 euro sono 5 terreni, di cui 4 coltivati ad uliveto ed un agrumeto, 2 fabbricati rurali, conti correnti bancari, un appartamento ed un'azienda per l'allevamento di ovini e caprini. Foriglio si trova in carcere per coltivazione di canapa indiana. Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o nei dolci casalinghi, artigianali e industriali. Saranno circa 400 milioni le uova ruspanti consumate durante la settimana di Pasqua, e quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di quasi 10 volte alle uova dolci di cioccolata. Una tradizione, quella delle uova naturali, che resiste nel tempo, con piatti che sono protagonisti sulle tavole della Pasqua. Si è ripetuta con la stessa suggestione di sempre la processione della Naca a Catanzaro, uno degli appuntamenti clou dei riti della Settimana Santa. Si tratta di un atto di fede per i credenti, ma anche un momento antropologico dal grande valore sociale e religioso molto vissuto dalla città da secoli. L'appuntamento molto seguito quest'anno è partito dalla Basilica dell'Immacolata e invece delle croci le confraternite hanno portato delle antiche stampe di pittori calabresi. Benzina alle stelle, il solito traffico intenso e il meteo che promette pioggia al nord e sole nel meridione. Sono queste le caratteristiche delle festività della Pasqua 2010. L'incognita maltempo ha determinato le scelte degli italiani. È già scattato il piano dell'ANAS per l'esodo di Pasqua anche sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, per limitare i disagi e garantire i necessari standard di sicurezza ed assistenza agli automobilisti. La circolazione sarà favorita dal blocco dei mezzi pesanti, ma è scattato già ieri pomeriggio e stamattina il bollino rosso per il traffico. È stata una giornata all'insegna della sicurezza sul web, quella di ieri a Reggio Calabria. La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha svolto infatti attività di informazione sulla navigazione sicura in internet con l'allestimento di infopoint per accogliere i cittadini e fornire consigli e suggerimenti. Nella stessa giornata l'iniziativa Porte Aperte alla Postale ha permesso di visitare gli uffici del compartimento di polizia con visite guidate. Presentato nella Sala della Cultura di Crotone il libro Il ricamo di pietra ignorato, con la presenza dell'autore Salvatore Costa. Hanno partecipato il segretario dell'Associazione Amici del Tedesco, Claudio Pirillo, per il gruppo Astrofili Crotonesi Stefano Didone, lo studioso della figura e dell'opera del riformatore del calendario gregoriano Luigi Lilio, Giovanni Monterosso. Con l'occasione è stata presentata la nascente associazione culturale Paternum, diretta da Gabriele De Franco, che ha promosso l'iniziativa.